Lasciamo Manuela Salis e il suo speciale sul 10 Lab e la ricerca legata alla scuola e adesso parliamo di due temi tecnici. Il primo lo affrontiamo con Pasquale Aru, che è presidente dell'Ordine dei Periti Industriali, e parliamo di questo record che è stato segnalato negli ultimi giorni dai giornali. La Sardegna è al secondo posto assoluto per quel che riguarda la raccolta differenziata. Un successo. Sì, diciamo che la statistica ci premia, siamo secondi in Italia, c'è una piccola differenza tra i dati che fornisce il Ministero dell'Ambiente, che dà il 73,30% di raccolta differenziata, mentre la Regione, l'Osservatorio della Regionale, dall'ultimo rapporto ci dà il 72,9%, pochi decimi di differenza, ma che comunque significano un risultato enorme per il sistema dei rifiuti urbani in Sardegna. Chi è primo in classifica attualmente? Allora, primo in classifica in questo momento è il Veneto, che ci sorpassa di pochissimi punti, insomma, è una percentuale, però siamo avanti a regioni che sono riconosciute come virtuose, come l'Alto Adige, ad esempio, o come il Friuli o la Lombardia. Quindi insomma siamo completamente anche distaccati e completamente avulsi dalla realtà ad esempio del sud, se pensiamo che la Sicilia è intorno al 30%, quindi la Sardegna è completamente ad un altro livello da questo punto. Ecco, questo problema della Sicilia, che è tra le Cenerentole a livello nazionale per la raccolta differenziata, l'avevate anche affrontato in un convegno. Sì, avevamo diciamo così, affrontato questo discorso. Anche lì ci sono delle realtà pessime con delle piccole realtà virtuose, però l'insieme comunque non serve a raggiungere un risultato virtuoso. Quanti anni fa nasce questo percorso virtuoso della Sardegna che difficilmente troviamo nei primi posti della classifica nazionale? Ma allora, intanto la Sardegna ha un sistema molto particolare perché nel momento in cui è stato introdotto il sistema premialità e penalità si sono trovati tutti quegli incentivi necessari a invogliare anche diciamo, sia i comuni e anche gli utenti a impegnarsi sulla raccolta differenziata. Perché? Perché c'è comunque una stretta connessione tra diciamo, i vari soggetti, perché i costi della raccolta differenziata, quindi i costi di igiene urbana, vengono ribaltati attraverso la Tari, adesso si chiama così, poi negli anni si è chiamata anche in altri modi, negli anni passati. Comunque è la tassa sui rifiuti. Comunque è la tassa sui rifiuti che viene ribaltata completamente sugli utenti e quindi questo significa che i comuni stanno sempre molto ben attenti diciamo, a ribaltare questi costi perché sanno che può creare anche una questione di gradimento dell'amministrazione comunale perché è un costo diretto, quindi si vede subito l'efficienza del comune. Quindi i comuni hanno migliorato diciamo così, le prestazioni rispetto ai servizi e quindi questo significa fare in modo che tutti si impegnino e nel momento in cui vengono raggiunti dei risultati si hanno degli sgravi sul costo del secco indifferenziato e questo sgravio incide sulla bolletta di ognuno. Fino a che punto questo balzo in avanti in classifica della nostra isola è stato determinato dalla virtuosità del capoluogo? Beh, è essenziale, noi ne abbiamo parlato anche altre volte in passato, noi eravamo sempre lì tra il quinto e il sesto posto, diciamo, se vogliamo fare una questione diciamo, sportiva, no, di piazzamenti, eravamo sempre lì intorno al quinto o sesto posto con le Marche che un anno erano avanti loro, un anno eravamo avanti noi e davanti c'erano sempre le solite regioni, però abbiamo sempre messo il punto, diciamo così, abbiamo sempre ben fissato un punto, occhio perché nel momento in cui partiranno Alghero, che era ancora indietro, che è partita diciamo, 2 anni fa con un sistema diverso, Cagliari e anche Sassari, perché anche Sassari diciamo, è passato al porta a porta integrale e quindi i dati continueranno a migliorare, perché Cagliari adesso l'ultimo dato era intorno a 60, ma Cagliari sta ancora crescendo. Quindi a livello di percentuali la Sardegna continuerà a migliorare, penso ancora altri 5-6 punti nei prossimi anni.
È dovuto al numero degli abitanti rispetto al territorio questo record? No, non è dovuto diciamo così, agli abitanti. Io credo invece che sia molto più importante il fatto che una parte importante, comunque, una parte della popolazione sia comunque all'interno viva in realtà molto piccole e quindi lì funziona maggiormente anche, tra virgolette, il controllo sociale, cioè le persone sono più attente al loro marciapiede, al loro ambiente e quindi sono più, nelle piccole realtà, infatti noi notiamo le piccole realtà raggiungono facilmente 80-85%, se analizziamo i numeri quasi tutti i piccoli comuni, diciamo dai 3.000 abitanti in giù, sono tutti molto virtuosi. Però ci sono anche altri comuni grossi che sono virtuosi, perché certamente Tortolì, che è un comune virtuoso, non è piccolo, Sasperate è un comune virtuoso e certamente non è piccolo, quindi ci sono anche comuni importanti che hanno percentuali molto, molto buone, però diciamo così, la virtuosità che hanno mostrato col nuovo passaggio Cagliari, Sassari e Alghero ha trascinato tutto il dato regionale. Abbiamo tanti numeri davanti, vediamo il dettaglio della Sardegna. Qual è il comune più virtuoso in assoluto? Ma il comune più virtuoso in assoluto è Orosei, che supera il 90% di raccolta differenziata, è un dato clamoroso, tenuto anche conto che Orosei è un comune costiero e ha i problemi del comune costiero, cioè il fatto di avere sicuramente delle seconde case, sicuramente dei turisti che non sono così attenti, perché questo è, l'esperienza ci dice che il turista, insomma, chi è in vacanza praticamente non vuole impegnarsi più di tanto, soprattutto quando è alloggiato in seconde case e a volte non conosce neanche il nostro meccanismo, perché comunque il nostro sistema magari può divergere da quello di provenienza del turista, quindi può avere delle difficoltà. Ciò nonostante Orosei ha questa percentuale e non è l'unico comune costiero, perché ha un ottimo dato anche Tortolì, ad esempio, ha un ottimo dato Budoni con l'85% quasi, quindi abbiamo dei casi. Parliamo delle ultime in classifica. L'ultima in classifica in questo momento, il dato, diciamo così, fortunatamente è un piccolo comune, Monteleone e Roccadoria, che ha 107 abitanti, che non raggiunge neanche il 30%. E che cosa succede in questo comune? Ma probabilmente non si è ancora trovato il modo per far partire, io credo che abbiano ancora, non vorrei sbagliare, ma secondo me questi dati sono dettati dal fatto che probabilmente c'è ancora la raccolta col cassonetto stradale. Quindi abbiamo detto che il momento di difficoltà potrebbe essere nei 3 mesi clou del mercato delle vacanze. Qualche comune ha qualche difficoltà a gestire questa situazione, soprattutto quei comuni dove diciamo così, il mercato turistico è dovuto alle case. Ovviamente è più facilmente gestibile il turismo che viene collocato all'interno di strutture alberghiere. Nel momento in cui invece c'è questa diffusione. Gli alberghi sono molto corretti. Gli alberghi sono assolutamente corretti, ormai quasi tutti hanno adottato un loro sistema, molti di questi addirittura non sono neanche all'interno perché hanno una produzione quali-quantitativa, come si diceva una volta, per cui non sono neanche all'interno del sistema comunale, addirittura sono esterni, quindi diciamo così se lo gestiscono con una società privata direttamente. Ma comunque in generale gli alberghi stanno molto attenti. Dottor Aru, qualche anno fa lei aveva affrontato in prima persona un caso difficile che riguardava Maracalagonis e in modo particolare il compendio di Torre delle Stelle. È stato risolto quel problema? Beh, per quello che ne so io, sì, io sto parlando di molti anni fa, perché all'epoca, tra l'altro ero presidente della municipalizzata, ma stiamo parlando ormai di quasi 10 anni fa. Comunque nel tempo le cose sono migliorate e poi sono state realizzate quelle strutture che all'epoca mancavano. Quindi un ecocentro sia nel paese di Maracalagonis, ma soprattutto nell'area di Torre delle Stelle, e questo è molto importante. Un ecocentro a Torre delle Stelle era fondamentale.
perché noi all'epoca abbiamo dovuto risolvere non pochi problemi, ma anche dovuti al fatto che, anche se a qualcuno non stava bene questa analisi, ma era così, bisognava tener conto che molti arrivavano dal capoluogo e all'epoca a Cagliari si faceva ancora la raccolta differenziata col cassonetto e a Maracalagonis eravamo già passati al porta a porta, quindi questi due sistemi erano, diciamo, da chi veniva dalla città non gradiva moltissimo questo sistema. Possiamo ambire nel futuro al primato del Veneto? Quanto è il distacco? Ma il distacco in questo momento, il Veneto mi risulta avere una percentuale del 74,7, quindi il Veneto è un punto, è poco più di un punto e 40, un punto e 50. Certamente, come abbiamo detto, con la crescita, perché sicuramente ci sarà un miglioramento, con la crescita di Alghero, di Sassari e di Cagliari non può che migliorare. Però c'è un aspetto che io non vorrei sottolineare, insomma, perché se uno gira un pochino, diciamo così, la nazione o va anche all'estero, al di là dei numeri noi abbiamo un problema ed è quello che abbiamo il territorio che è sporco e quindi è vero che c'è una differenza tra 1,5 punti tra Veneto e Sardegna, però se uno conosce un po', che ne so, tutta la zona del lago di Garda, ad esempio, no? Che è una zona turistica, oppure fa magari invece una litoranea, si rende conto che tutto è perfetto, le percentuali vanno bene, il sistema, la filiera funziona bene, abbiamo una buona impiantistica, anche se deve ancora un po', stiamo aspettando il revamping di Macchiareddu, del Tecnocasic e di Macomer. Ma detto questo dobbiamo intervenire assolutamente con un piano straordinario di pulizia del territorio, perché ci sono delle situazioni molto gravi. Grazie davvero Pasquale Aru, Presidente dell'Ordine dei Periti Industriali. Adesso andiamo con la linea di regia e poi parleremo di Superbonus 110%. Nel corso dell'ultima puntata di Sardegna 1 Economia sabato scorso abbiamo parlato con il presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale della grande opportunità che ha il mondo delle costruzioni per incidere sullo sviluppo della nazione, basandoci su quello che è previsto dalla Superbonus 110%. Abbiamo con noi Angelo Loggia, che è presidente del coordinamento dei professionisti che riguardano geometri, ingegneri e periti industriali, e facciamo il punto della situazione basandoci anche sul fatto che i numeri della Sardegna anche in questo caso sono migliori di quelli del centro-sud e di altre regioni. Prego. Bene, sì, allora il Superbonus ovviamente sta rivelando un'ottima opportunità, bisogna, poi preciseremo alcune criticità, alcuni aspetti ai quali è necessario prestare comunque attenzione. Partirei dai dati dell'Enea. Allora, a livello italiano abbiamo un totale di investimenti ammessi a detrazione pari a 5 miliardi 685 mila euro e di questi interventi ne sono stati realizzati circa il 68,8%. A livello sardo chiaramente i numeri, gli importi sono diversi, sono 181 milioni di interventi ammessi a detrazione e 120 milioni già realizzati, quindi il 66,3%. La parte importante viene dai condomini che fanno un investimento medio di 693 mila euro e gli edifici unifamiliari invece fanno 109 mila euro. Questi però sono dati importanti perché ci dicono che il Superbonus sta andando, nonostante una serie di aspetti delicati di cui è opportuno parlare, anche perché chi volesse in qualche maniera intraprendere questa strada deve sapere quali sono i paletti e quali sono le criticità che se non vengono risolte rischiano poi alla fine di vedere negato il beneficio fiscale. Vediamole, dottor Loggia, nel dettaglio.
Allora, parto dal decreto semplificazioni. Il decreto semplificazioni ha introdotto una cosa importante, cioè per tutti gli interventi di Superbonus 110, eccettuati quelli di demolizione e ricostruzione integrale, sono considerati manutenzione straordinaria. Quindi si può utilizzare l'istituto della CILA, cioè la comunicazione di inizio lavori asseverata, che viene chiamata CILA Superbonus, perché vale soltanto per interventi Superbonus questa CILA particolare, nel senso che il legislatore ha separato l'aspetto fiscale dall'aspetto di conformità edilizia e urbanistica. Cosa significa questo? Significa che io posso fare un intervento Superbonus su un edificio dove ci sono delle piccole difformità e il beneficio fiscale non mi viene negato, fermo restando che le difformità esistono e vanno sanate, quindi comunque l'organo di controllo, in questo caso il comune, ha tutti i diritti di effettuare delle verifiche e eventualmente di comminarmi una sanzione perché ho degli abusi in casa, però il beneficio fiscale non mi viene negato. Il consiglio che noi come professionisti diamo è comunque cerchiamo di intervenire in edifici in cui non ci sono difformità o eventualmente sistemiamo le difformità prima di intervenire. Perché? Perché è vero che c'è la CILAS, ma è anche vero che il DPR 380 del 2001 dice che al termine dei lavori noi dobbiamo entro 15 giorni fare la richiesta di agibilità e la richiesta di agibilità viene rilasciata soltanto se l'immobile è urbanisticamente a posto. Quindi in ogni caso l'intervento Superbonus su un edificio con difformità di una certa importanza è bene non farlo o perlomeno è bene prima mettere a posto le difformità e poi intervenire. Ingegner Loggia, cosa rappresenta questo decreto per il futuro del mondo delle costruzioni? Rappresenta secondo me una notevole opportunità, soprattutto se si avrà la capacità di smussare quegli aspetti critici che attualmente un pochino lo rallentano, lo ostacolano, e gli aspetti critici sono legati intanto alla difficoltà di trovare delle imprese qualificate e che abbiano anche le spalle larghe tali da poter seguire direttamente una pratica di cessione del credito di sconto in fattura. L'altro aspetto è legato alla reperibilità dei materiali che in questo momento è abbastanza Questa è la grande difficoltà del momento. Sentivo da poco delle persone che lavorano per le aziende che forniscono per esempio materiali per il cappotto termico e se lei va a ordinare il materiale per il cappotto termico oggi lo avrà a febbraio 2022. Quindi questo problema è importante. Parallelamente c'è stata una piccola deriva che è stata segnalata da più parti relativamente all'incremento immotivato dei prezzi e quindi forse sarebbe opportuno da parte governativa e anche a livello locale istituire un osservatorio dei prezzi per cercare di evitare questo aumento incontrollato che tra l'altro comporta il fatto che non si riesca a rimanere all'interno dei massimali previsti dal Superbonus. Quindi alla fine uno intraprende un'iniziativa importante come Superbonus e poi la vede vanificata da un aumento dei prezzi che non è giustificato da un aumento dei costi di produzione, ma semplicemente dal fatto che probabilmente in quel momento la legge della domanda e dell'offerta è tale per cui la domanda è talmente elevata che in qualche maniera qualcuno si sente invogliato a tirar su i prezzi. Questo aspetto credo che vada controllato. In aggiunta a queste criticità io mi ero appuntato un'altra cosa che ci viene segnalata spesso, e cioè le società a cui si appoggiano le banche, perché chiaramente non sempre le imprese fanno direttamente lo sconto in fattura, la cessione del credito, quindi ci si appoggia degli istituti bancari che a loro volta hanno delle società di riferimento che si occupano di tutta la gestione della pratica Superbonus. Spesso e volentieri richiedono degli adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge e ovviamente questo comporta una complicazione burocratica ulteriore perché la documentazione da presentare sta diventando veramente enorme come quantità. Questo è un altro aspetto che andrebbe probabilmente mitigato. Un'altra criticità che ci è stata proposta 2 settimane fa
dal presidente di Confindustria Costruzioni per Paolo Tilocca è quello della difficoltà di trovare personale adeguato per questo tipo di ristrutturazioni, soprattutto per la messa in opera del cappotto termico. Qui stiamo pagando una storica inerzia, secondo me, del settore delle costruzioni, intendo anche a livello di maestranze, che purtroppo è sempre stata molto orientata al fare e forse non sempre ha avuto la lungimiranza di valutare il fatto che si dovesse fare anche un po' di formazione e di aggiornamento sulle tecnologie nuove, sui materiali nuovi, perché non per pigrizia, ma perché impegnati a fare, impegnati a lavorare. Ma qualche volta è importante fermarsi a riflettere e a vedere cosa il mercato propone, perché poi vediamo che capitano le opportunità, ci passano davanti i treni e poi magari ci saltano sopra altri e non i nostri concittadini e i nostri corregionali, che invece potrebbero fare una parte importante in questo momento. Lo stesso presidente Tilocca ha auspicato che si possa andare al di là del 31 dicembre 2023 con questo decreto. Credo che possiamo essere del tutto d'accordo su questo aspetto. Ricordiamoci che il decreto, oltre a preoccuparsi di incentivare economicamente gli interventi, quindi facilitare l'accesso a questi interventi, si preoccupa di un aspetto molto più nobile, che è quello di limitare i consumi, di limitare l'inquinamento, di limitare le emissioni di CO2. Quindi è evidente che debba essere fine comune quello di portare avanti il più possibile queste attività, perché comunque il nostro pianeta alla fine ha bisogno di interventi di questo genere. Saranno interventi piccoli, ma tanti interventi messi insieme poi danno un grande risultato. E sono interventi in linea col piano di ripresa e resilienza. Assolutamente, certo. Perché uno degli input è quello di consumare meno energia ed è un discorso consigliabile, soprattutto perché da lunedì sappiamo che l'energia aumenterà del 40%. Adesso andiamo con la linea della regia, dopodiché la parola passa a Mario Frongia e parleremo dei prossimi mondiali in programma nel fine settimana ad Arbatax, riguardano la pesca sub maschile e per la prima volta femminile. Grazie, Ingegner Loggia. Grazie a voi.